Eccoci, buongiorno, buona domenica a tutti voi. È questa prima domenica di dicembre con cui ci apprestiamo ad arrivare al Natale, ma anche una giornata importante perché, come sapete, domani c'è il debutto del Super Green Pass, voluto fortemente dal governo per cercare di gestire l'impennata di contagi da Covid e poi evitare appunto che ci possano essere delle problematiche legate al contagio nei luoghi come bar e ristoranti, luoghi maggiormente affollati e che sicuramente, in cui sicuramente vi potrà essere il rischio di assembramenti soprattutto sotto Natale. Quindi da domani si parte con il Super Green Pass che sarà obbligatorio per sedersi al bar oppure al ristorante, per andare in discoteca, sarà obbligatorio per feste pubbliche e quindi in tutta una serie di situazioni. Invece sarà obbligatorio il Green Pass, ad esempio, per salire sui mezzi pubblici. Sono tutti cambiamenti di cui parleremo tra poco con i nostri ospiti. Il primo è già collegato ed è Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico ed energia. Assessore, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, grazie a lei invece, perché l'impatto del Covid sulle aziende, soprattutto del Veneto, è stato importante in questi 2 anni. Tra l'altro oggi c'è anche la notizia che ci sono alcuni focolai in alcune aziende del Veneto. Intanto partiamo dal Super Green Pass. Da domani cambiano molte cose, anche ad esempio per gli alberghi, quindi aziende turistiche e non solo. Quale può essere l'impatto secondo lei domani? Ma io non credo che in realtà cambi moltissimo, perché ormai sono già entrate nella nostra quotidianità delle dinamiche, soprattutto nelle aziende, tipo quelle a cui lei faceva riferimento. Quindi non credo ci sarà un impatto, uno scostamento così rilevante rispetto ad oggi o a ieri. Sta di fatto che noi non abbiamo altri strumenti. Noi come Lega abbiamo approvato queste iniziative proprio perché abbiamo Green Pass, abbiamo mascherine, abbiamo vaccini e ahimè la gente si contagia e muore, anche se c'è chi sostiene che sia un complotto plutaico massonico o sia l'invenzione di qualche bullone. Purtroppo ci si contagia nonostante le teorie balorde che leggiamo sui social. Quindi noi abbiamo il dovere come amministratori di tutelare da una parte in primis la salute e dall'altra l'economia. Non abbiamo altri strumenti oggi. Senta, ci sono focolai nelle aziende, un po' come nelle classi, insomma, per la verità, quindi è un fenomeno che sta riguardando anche il mondo produttivo. Lei ne ha notizia? Com'è la situazione? Ma guardi, in realtà sì, ci sono ovviamente dei focolai e sono casi isolati, perché le nostre aziende si sono messe al passo con il Covid da subito. Io ricordo benissimo durante il primo lockdown, quando erano aperte solo le aziende che avevano il codice Ateco concesso dal provvedimento governativo, e mi ricordo che lo Spisal nei suoi controlli aveva verificato che oltre il 98% delle aziende venete erano in regola, il che vuol dire che queste si erano messe da subito in regola, quindi oggi non hanno grandi problemi. Certo che sarebbe meglio un mondo senza questo maledettissimo virus. Quindi stiamo cercando, insomma, di gestirlo nel migliore dei modi. Lei dice il Super Green Pass è un'altra delle carte che stiamo giocando, oltre ovviamente alle terze dosi. Tra l'altro le do una bella notizia, la do a lei e a tutti i telespettatori. Pensi che ieri in Veneto sono state inoculate quasi 4.000 prime dosi, quindi questa politica anche del governo sta in qualche modo convincendo anche gli indecisi, quindi sicuramente anche questa è una buona notizia. Senta, assessore, qual è stato l'impatto a 2 anni di distanza del Covid nel sistema produttivo del Veneto? Noi stiamo vedendo adesso i costi dell'energia che si stanno alzando, le materie prime che ancora scarseggiano. Se è possibile riassumerlo ovviamente in pochi minuti, ma ad oggi quale possiamo dire sia l'impatto? Ma guardi, allora, intanto bisogna essere molto onesti. Il Covid è stato una devastazione pandemica violentissima ma molto veloce, che in realtà non ha intaccato i fondamentali economici della nostra regione, così come del paese,
ma vorrei dire anche dell'Europa. È stata velocissima, per cui noi abbiamo avuto un tracollo di PIL come era prevedibile, ma oggi vediamo che la reazione è decisamente muscolare. Il Veneto in particolare sta avendo una crescita di PIL che è la più forte d'Italia. Noi siamo a una crescita di PIL superiore alla media italiana, così come il tasso di occupazione è uno fra i più alti d'Italia. Questo sta a significare che di fatto la nostra economia è un'economia sana, forte e robusta, che ha pagato un tributo enorme. Ha pagato un tributo enorme, però devo dire che fra i provvedimenti governativi e quelli regionali l'impatto è stato in qualche modo gestito. È chiaro che molte aziende hanno sofferto molto, molte aziende continuano a soffrire ancora e bisogna star loro vicini. Poi c'è il tema energetico. Ecco, lì c'è stata una concomitanza di fattori che ha fatto sì che l'energia si è visto il costo energetico aumentare in maniera esorbitante. Il governo sta prendendo dei provvedimenti molto costosi, però lì è del tutto evidente che, pur rendendomi conto che il prezzo dell'energia è un tema di mercato, però l'Europa dovrebbe andare a lavorare sui fondamentali, sulle matrici per cui questo aumento è così forte. E qui, ahimè, l'Europa dimostra tutta la sua debolezza. Noi avremo bisogno oggi di un'Europa forte, autorevole, unita, compatta, cosa che non c'è, perché continuiamo ad essere di fatto un'unità monetaria. E invece proprio anche su questi temi avremo bisogno di una Europa autorevole che possa confrontarsi da pari con le grandi nazioni del mondo, e invece ahimè non è così. Quindi tu hai la Russia e la Cina che di fatto determinano in maniera speculativa aumenti dei prezzi. Avessimo un'Europa che batte un colpo, potremmo avere anche dei prezzi diversi. Nel frattempo il governo e la regione, noi siamo intervenuti per esempio sui maestri, di fatto abbiamo salvato il vetro di Murano con un provvedimento fatto in 24 ore su richiesta proprio dei maestri vetrai. Il governo sta mettendo mano al portafoglio, ma è un salasso davvero importante. Bisogna intervenire come Europa. Lei ha detto una cosa interessante in un convegno a Padova parlando di PNRR. Lei ha detto: se non ci rendiamo conto di che potenziale abbiamo nelle mani, se non andiamo a prenderci questi soldi, non abbiamo capito niente. È esattamente così. Io sono un ottimista per natura, però mi rendo conto che se non cambiano le regole noi possiamo iniettare nel nostro sistema produttivo tutta la liquidità che vogliamo, ma continueremo ad avere i problemi che abbiamo sempre avuto. Allora, il 40% del PNRR è destinato al sud. Negli ultimi 50 anni sono stati drenati miliardi di euro in quel sistema produttivo senza produrre nuovi posti di lavoro o nuove imprese. Adesso siamo sicuri che basti immettere i miliardi del PNRR per portare l'Italia laddove merita di essere? Bisogna cambiare le regole del gioco, cioè, e bene ha fatto l'Europa in questo caso nel dire: io ti do i soldi, ma periodicamente ci sarà un monitoraggio per vedere se e come sono stati spesi quei soldi. Cioè bisogna smetterla con l'era dei soldi buttati a pioggia che nessuno controlla, perché sono il male endemico di questo paese. Voi come regione state attivando una politica molto intelligente, non a caso si chiama strategia intelligente, proprio perché state attivando dei tavoli di ascolto del territorio. Ci sono tutti, categorie economiche, società civile, mondo della ricerca, per ascoltarli. Cioè diteci di che cosa c'è bisogno, stendiamo insieme un piano di guerra proprio, no? Per riuscire a fare una programmazione intelligente ed efficiente per i prossimi 7 anni, per governare lo sviluppo economico del territorio. Ma sì, ma d'altronde, ma perché deve essere l'assessore Marcato che si mette là nel suo ufficetto e immagina le strategie intelligenti? No, no. La cosa migliore, io l'ho fatto anche durante il lockdown, l'ho fatto per costruire tutto il piano di interventi per la pandemia. Io ho convocato le associazioni di categoria, i sindacati, le banche e ho chiesto loro di cosa avessero bisogno. Cosa è emerso? Costruiscono i piani di intervento. Cosa è emerso, Assessore? Di che cosa c'è bisogno adesso per ripartire? Ma allora è del tutto evidente che chi ha avuto un contraccolpo pesante ha bisogno di liquidità, sia in termini di contributi a fondo perduto, ma soprattutto direi di un rapporto con il sistema del credito evoluto.
lei pensi che 2/3 delle risorse messe in disponibilità dal governo per il sistema creditizio, che dovevano andare alle aziende in difficoltà, sono state usate dal sistema bancario per ristrutturare debiti già esistenti. Già questo le dice che non abbiamo capito nulla. Per questo, quando prima parlavo di regole, mi accaloravo così, perché se non cambiamo le regole tutti gli interventi che facciamo non servono a nulla. Non possiamo dare il credito a chi non ne ha bisogno o a chi ha già risorse sufficienti per fare impresa. Noi dobbiamo dare credito, per carità, non possiamo buttare via i soldi, questo è del tutto evidente, però dobbiamo cambiare le regole. In tempi di guerra i famosi legami e legacci previsti dai vari Basilea insomma, dalla Comunità Europea devono venire meno, non c'è nulla da fare. Se noi ragioniamo in termini di credito sia in tempo di guerra come se fossimo in tempo di pace, non abbiamo capito nulla. Quindi serve un credito moderno e serve una capacità di intervento che sia molto più snella di quello che abbiamo visto fino ad oggi. Senta, Assessore, in ultima battuta due cose velocemente, dopo la lasciamo andare. Parlavamo prima dei focolai in azienda. Un'azienda con un focolaio è un'azienda che si ferma, no? Che è costretta a fermarsi. Che cosa accade poi? Anche perché alcune hanno dovuto rallentare la produzione, anche proprio perché c'è l'obbligo del Green Pass, ancora non tutti hanno il Green Pass, c'è questo sistema di tamponi, aziende che si sono attrezzate facendo i tamponi in loco pur di non perdere i propri lavoratori. Tutto questo ha rallentato, secondo lei, determinati meccanismi? Ma sicuramente sì, anche perché tenga presente che noi viviamo in una regione dove oltre il 95% delle aziende ha meno di 10 dipendenti. Questo è il nostro schema produttivo, il che significa che noi abbiamo una grandissima quantità di imprese artigiane che hanno 2-3 dipendenti. Cioè, è del tutto evidente che se tu hai 4 dipendenti e 2 di questi non hanno il Green Pass, non hanno il vaccino e sei costretto a non farli lavorare, cioè, di fatto viene meno l'azienda. Perché un conto è l'azienda di 1000 dipendenti, 100 non hanno il Green Pass, non hanno il vaccino, insomma, possiamo immaginare una rotazione, ma nell'azienda dove hai 2 dipendenti, che rotazione vuoi fare? Quell'azienda rischia di chiudere. E allora lì serve che lo Stato ci sia e bisogna continuare nella politica di sensibilizzazione sul vaccino. Bisogna assolutamente che ci vacciniamo tutti e lasciamo perdere i virologi di Facebook. Sono stupidaggini pericolosissime. Dobbiamo continuare a vaccinare. Questa è l'unica via per uscire da questa pandemia. Senta, io approfitto della sua presenza per farle vedere un'immagine. Allora, ieri al centro vaccinale, l'ex Mabre, centro vaccinale il più grande di Treviso, si sono intrufolati dei Novax e si sono intrufolati facendo finta di doversi vaccinare, sono andati in bagno e hanno letteralmente distrutto i bagni. Tra pochissimo vedrà anche, eccole qua, le fotografie dei bagni, hanno lasciato escrementi in giro per i locali, hanno distrutto, guardi che cosa è successo. Quindi in un posto dove da più di un anno ci sono sanitari che stanno davvero gettando il cuore oltre l'ostacolo, stanno lavorando, la gente va a vaccinarsi, è successo questo. Io la conosco, lei è una persona insomma molto verace. Che effetto le fa vedere queste immagini? Questi sono prima di tutto degli idioti di portata colossale, proprio degli idioti che non hanno, cioè è difficile contenere in un corpo tanta idiozia, ma evidentemente c'è spazio nella testa non essendoci cervello. E poi sono dei criminali e quindi qui vanno trattati come criminali e vanno messi in carcere, e poi ci deve essere l'aggravante stupidità. Perché quando ci sono criminali che sono intelligenti, questi sono criminali stupidi, quindi c'è l'aggravante stupidità e poi c'è l'aggravante pandemica, per cui quando tu fai una cosa del genere e vai a interrompere un servizio essenziale come quello del vaccino, ci deve essere un ulteriore aggravante, quindi sono 2 aggravanti e un reato. Credo che queste persone dovrebbero passare qualche bella settimana in carcere e che passa a voglia di fare i cretini nei centri vaccinali. Quindi insomma pugno duro. Assolutamente. Grazie Assessore per essere stato con noi in questa domenica, buona domenica a lei, arrivederci. Grazie a lei, buona domenica.
Ecco, avete sentito, no, il commento dell'assessore allo sviluppo economico ed energia della Regione del Veneto, Roberto Marcato, il commento durissimo nei confronti di questo atto vandalico, perché di questo si tratta all'ex Maber, è accaduto ieri nel tardo pomeriggio. Questa mattina chi va per la vaccinazione troverà i bagni a posto, perché appunto al centro vaccinale si è cercato immediatamente di correre ai ripari, quindi i bagni sono stati sanificati, ma avete visto insomma la devastazione. E ricordo che sono stati lasciati anche escrementi proprio lì nel bagno, per terra, ovunque, quindi i bagni sono stati puliti, la situazione è stata ripristinata, ma ovviamente adesso le forze dell'ordine sono sulle tracce di queste persone, probabilmente con l'aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dunque noi adesso vi facciamo vedere il servizio realizzato dalla redazione di Treviso, che racconta che cosa cambierà da domani, no? Quindi parliamo del Super Green Pass. Per entrare in bar e ristoranti sarà necessario avere questo Green Pass rinforzato, che viene rilasciato soltanto a chi è guarito dal Covid, e sono passati non più di 6 mesi, e a chi si è vaccinato, quindi non più a chi ha il Green Pass e lo ottiene con tampone antigenico oppure molecolare. Noi abbiamo parlato con le categorie economiche, tra poco ci collegheremo con l'assessore alla mobilità e alla sicurezza del Comune di Treviso per capire come verranno fatti i controlli domani, sia appunto in città e poi anche sugli autobus. Ad ora, in questo momento, l'app nei vari store di Apple, di Google, non è presente con l'aggiornamento per il Super Green Pass. Come al solito siamo qui sabato e domenica a farci 1000 domande e avere nessuna risposta. Il copione si ripete ed è ormai la solita corsa contro il tempo. Mancano poche ore all'entrata in vigore delle nuove regole del Green Pass, ma non c'è ancora l'app, o meglio l'aggiornamento dell'app, che consente ai titolari di bar e ristoranti di verificare il possesso della certificazione verde rafforzata. Lascia passare per un Natale comunque di lavoro è diverso da quello del 2020, una certezza mista a speranza. Se ci mettiamo a ricordare com'era la situazione un anno fa, ovviamente meglio il Super Green Pass che una super chiusura. Risolto il nodo dell'aggiornamento dell'app, restano altre questioni che, accanto al capitolo controlli, saranno oggetto di uno specifico tavolo in prefettura con le categorie economiche nella prima parte della settimana, prefettura già bersagliata di domande, tutte operative. Però abbiamo chiesto appunto nelle 3 fasce diverse come si doveva comportare l'utente senza il Super Green Pass, se poteva stare al banco, se poteva stare sui tavoli fuori o se poteva anche solamente accedere al bagno. Una risposta l'abbiamo aspettata per tutta la settimana, venerdì e giovedì ci siamo confrontati di nuovo con la prefettura, ma anche loro stanno ancora attendendo qualche spiegazione dal Ministero dell'Interno, quindi ad oggi neanche le prefetture sanno come ci dovremo muovere lunedì, figurati noi operatori. Nonostante il Super Green Pass, che di per sé scongiura limitazioni ai tavoli, tanti sono gli eventi già saltati. Molte aziende preferiscono votarsi alla cautela. Ci sono state delle visite importanti che hanno raggiunto anche il 30%, anche picchi del 40% delle prenotazioni già ricevute e confermate, però adesso c'è una fase di assestamento, cioè quello che è stato cancellato è andato e invece quello che è rimasto rimarrà. E rimangono dunque le cene familiari e i gruppi più ristretti, tavolate da 4, 6, 8. Quanto ai clienti, per chi è vaccinato cambia poco, anzi si tratta di un elemento di sicurezza in più. Non solo per i ristoranti, per tutte quelle attività che praticamente hanno necessità, hanno bisogno di continuare a stare aperti. In realtà noi siamo vaccinati, quindi non abbiamo alcun tipo di problema e a noi non cambia niente, quindi penso che l'importante sia comunque sostenere la medicina e la scienza e vaccinarsi. Credo sia importante vaccinarsi, anche perché è 2 anni che stiamo vivendo in questa situazione precaria. Io ho già la terza dose fatta, la mascherina come vede mi pare che Treviso non sia obbligatoria, ce l'ho già addosso, quindi insomma la risposta viene spontanea. Eccoci, allora dovremmo avere collegato telefonicamente l'assessore Andrea De Checchi. Assessore, buongiorno. Buongiorno. Eccola, grazie per essersi collegato con noi. Allora, cambiano parecchie cose da domani. Come le gestirete a Treviso? Quindi come verranno gestiti i controlli e poi anche, insomma, parlando di mobilità, anche per quanto riguarda l'obbligo di Green Pass sugli autobus? Diciamo, i controlli naturalmente di natura generale attraverso la polizia locale per quanto riguarda i controlli routinari.
Il tema per domani più d'attualità sarà naturalmente il trasporto pubblico, nel senso che da domani l'ingresso agli autobus, alle corriere, ai mezzi pubblici è riservato ai titolari e ai possessori di Green Pass e pertanto è presumibile che ci sarà una fascia di utenza che utilizzerà il mezzo proprio. Questo naturalmente andrà a comportare la necessità di verificare attentamente i flussi di traffico nei prossimi giorni. Per questo ci siamo attivati attraverso la polizia locale con un operatore dedicato attraverso le telecamere in comando, in sala operativa, perché principalmente i siti legati ai plessi scolastici e alla mobilità legata ai plessi scolastici siano tenuti sotto osservazione e 4 pattuglie itineranti che possono intervenire laddove possono crearsi maggiori problemi, speriamo di no naturalmente, legati al traffico. Quindi polizia in campo dalle prime ore appunto per gestire flussi di traffico che potrebbero risultare diversi dal solito a causa di questo incremento di possibili veicoli privati. Ha già in mente, Assessore, quali potrebbero essere le zone più sensibili dove posizionare? Diciamo sono i punti di carico presso gli istituti, quindi San Pelaio, Santa Bona e Centro Città. Senta, oggi pomeriggio c'è una nuova manifestazione allo stadio di Monigo, sempre contro il Green Pass, luogo che è stato deciso anche attraverso un tavolo in prefettura destinato a questo tipo di manifestazioni che ricordiamo dovranno essere statiche. Sarete anche lì, immagino, la polizia locale sarà anche lì, si continua a manifestare, Assessore? Sì, faremo qualche servizio legato anche naturalmente al controllo, anche per la viabilità. La decisione di concedere esclusivamente quell'area e con manifestazione statica è fondamentalmente legata alla necessità di garantire a tutti il libero esercizio dei propri diritti, perché se è vero che c'è un diritto a manifestare, è altrettanto vero che ci sono dei diritti a poter passeggiare senza essere in qualche misura coinvolti in cortei o in manifestazioni con caratteristiche particolari, ovvero di vedere rovinato nel periodo natalizio magari la possibilità di avere una ripresa dell'attività, considerato anche l'anno e mezzo che abbiamo passato. Quindi abbiamo ritenuto che il giusto bilanciamento degli interessi e dell'esercizio dei propri diritti fosse quello di consentire la manifestazione e quindi garantire la libertà di poter manifestare la propria idea, ma decentrata rispetto al centro, al fine di garantire anche per gli altri o la passeggiata o lo shopping o la vendita in totale libertà e sicurezza. Senta, in tema di ordine pubblico, no, e di sicurezza, teme che ci possano essere dei disordini domani? Relativamente ai mezzi di trasporto o alla No, dico proprio, insomma, la vita cambierà per molte persone che appunto non sono vaccinate, anche proprio per accedere a bar, ristoranti, insomma, per la vita della città, soprattutto in questo periodo natalizio. Abbiamo visto anche dalla cronaca odierna che evidentemente qualche testa calda c'è, però io devo dire che, come per molte altre manifestazioni dell'individuo, il soggetto che ha voglia di danneggiare, quindi di commettere dei danneggiamenti, piuttosto che alzare la tensione sociale, è spesso un soggetto che trova degli alibi per poterlo fare, quindi l'obiettivo diventa meno la sostanza quanto più la modalità. Credo che all'interno del mondo Novax vi sia qualcuno che sia realmente convinto delle proprie idee, però nell'ambito della normalità. Credo che in quel mondo vi siano anche soggetti che in questo momento è il vaccino, ma domani potrebbe essere qualcosa, perché la voglia di protestare prevale rispetto all'oggetto della protesta. Certo. Quindi l'appello è certamente quello di vivere e quindi attenersi a quelle che sono le regole del vivere civile. Appello ulteriore che personalmente mi sento di fare è quello alla vaccinazione, perché
abbiamo chiaramente capito che è l'unico sistema che ci consentirà rapidamente di tornare a una vita normale. Grazie Assessore e Vice Sindaco, grazie per essersi collegato con noi in questa domenica, le auguriamo una buona giornata. Grazie a lei e ai telespettatori. Arrivederci. Allora avete sentito potenziamento, perché si teme che molti che non potranno prendere l'autobus domani si metteranno in macchina, quindi potenziamento dei controlli anche sulle strade del Trevigiano, dei punti quelli più sensibili, e l'appello che arriva anche dal vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi ad aderire alla campagna vaccinale. Allora noi vi facciamo vedere un servizio sempre realizzato dalla redazione di Treviso, perché ovviamente intanto è corsa al tampone, proprio perché per poter prendere i mezzi pubblici da domani sarà obbligatorio avere almeno, per chi non è vaccinato, un tampone, e dunque le farmacie sono prese d'assalto. Certo che noi siamo sotto pressione, le telefonate sono sempre di più. Il tempo che abbiamo a disposizione, anche perché dobbiamo gestire la clientela normale, è limitato, e quindi chiaramente è una fatica che ci stiamo sobbarcando, ma ovviamente volentieri consci di fare la nostra parte. La stretta dell'ULSS sui tamponi effettuati ai fini dell'ottenimento del semplice Green Pass, in modo da consentire alla sanità pubblica di concentrarsi su sintomatici e contact tracing, si vede nelle code in farmacia. Il principio, e non potrebbe essere altrimenti, è quello dei vasi comunicanti, con tanti farmacisti chiamati sempre di più ai salti mortali. So che alcuni colleghi amorevolmente e veramente in maniera molto deontologica riescono a garantire magari delle prestazioni fuori orario, soprattutto al mattino, per agevolare chi deve andare al lavoro, soprattutto nei paesi dove non c'è possibilità di muoversi facilmente, di fare chilometri per trovare farmacie. Certo, con l'introduzione delle nuove regole da lunedì la situazione rischia di strabordare. Tamponi serviranno per soggiornare in albergo, ma soprattutto per salire sui mezzi pubblici. Il problema riguarda migliaia di teenager nella sola Marca trevigiana, e i farmacisti lo sanno bene. Io prevedo che aumenteranno, già ne facciamo tanti sinceramente, ne vediamo diversi. Sì, io credo di sì. Adesso in questo momento noi lo vedremo strada facendo. Strada facendo però sta emergendo un'altra tendenza, è l'effetto del Green Pass rafforzato. Mi sembra di vedere, questo mi fa molto piacere, che alcuni pazienti che erano indecisi si stiano convincendo nell'andare verso la vaccinazione. E noi i dati sulla vaccinazione ve li diamo subito. Oltre ai dati di contagio da Covid in Veneto, il Veneto ha registrato nelle ultime 24 ore 2.219 nuovi contagi, per un totale da inizio pandemia di 530.582 casi. Le nuove vittime sono 3, che portano a 12.003 il numero dei decessi dall'inizio della pandemia. I posti letto occupati da malati Covid nei reparti medici è di 656, più 24, 123, più 1 nelle terapie intensive. Dunque continua la pressione sugli ospedali, continua l'aumento dei contagi. Buone invece le notizie per quanto riguarda la campagna vaccinale, con 4.000 nuove prime dosi inoculate nelle ultime 24 ore. Io saluto e ringrazio Wanda Pradal, presidente di Avis regionale. Wanda, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Buona domenica e grazie per essere con noi. Wanda, noi l'abbiamo contattata per parlare ovviamente di varie tematiche, ma un tema che ci interessa molto è che ovviamente questa pandemia sta impattando anche sulla carenza di medici e di infermieri, e mancano anche infermieri proprio per effettuare i prelievi del sangue, che sono fondamentali per la raccolta e la donazione di Avis. Io le chiedo di attenderci davvero pochi minuti, perché dobbiamo andare in pubblicità. Resti collegata con noi. Ho anticipato la domanda per aggiornare i nostri telespettatori, tra pochissimo ne parliamo. Eccoci, ben ritrovati, buona domenica ancora a tutti voi. 12.35, siamo in collegamento con Wanda Pradal. Grazie Wanda per averci cortesemente atteso durante questi minuti di pubblicità. Presidente di Avis regionale, buongiorno. Buongiorno, sono particolarmente felice di partecipare oggi a questa trasmissione, perché è la giornata internazionale del volontariato e a maggior ragione noi ci siamo dentro a pieno titolo in questa giornata, e vorrei ricordare che tra i 5.000 e i 50.000, 5 milioni e 500.000 volontari noi ci siamo con i nostri 1.300.000 a livello nazionale e 136.000 a livello veneto, e di questo ne vado veramente fiera.
Tra l'altro poi ci racconterà anche come si fa a diventare volontari di Avis, quindi un esercito, no? Un esercito di pace, un esercito di bene, ma quanto ha impattato il Covid in questi 2 anni? Prima accennavamo al problema legato alla carenza di infermieri anche proprio per fare il prelievo del sangue. Diciamo che la carenza di medici infermieri del comparto sanitario nella nostra centri trasfusionali e anche nelle nostre attività di raccolta associativa è da tempo che lamentiamo questa carenza. Ovviamente il Covid l'ha rafforzata maggiormente, vuoi per la vaccinazione, per i tamponi, che è giusto che sia così. Sono stati 2 anni veramente molto tristi per quanto riguarda la raccolta. C'è necessità di avere giornalmente del sangue per le varie malattie come i talassemici, gli emofilici e altre malattie che hanno necessità di sangue ogni giorno, e andare a donare in questi 2 anni è stata veramente un'impresa, e di questo devo dire che grazie ai volontari, grazie ai donatori siamo riusciti a far fronte anche alle necessità che ogni giorno ci venivano chieste dalle aziende sanitarie. Ovvio che in questo momento noi stiamo chiedendo con forza la possibilità di avere dei medici. È chiaro che non mancano solo nei centri trasfusionali, non mancano solo nelle nostre unità di raccolta, mancano dappertutto, ma lo leggiamo giornalmente, però chiediamo veramente con forza ai nostri politici, a chi ha la possibilità di risolvere questa problematica, di riuscire a farlo. I volontari, i volontari del sangue, i donatori del sangue non mancano, abbiamo soltanto la necessità di avere appunto degli orari opportuni e giusti per poter andare a donare, questo chiediamo. Quindi lei ci sta dicendo il Covid non ci ha portato via i volontari, perché magari qualcuno per paura, insomma adesso la paura del contagio è comunque molto alta, visto che i numeri si stanno alzando, però lei ci sta dicendo i volontari non mancano, mancano proprio le figure mediche che il sangue lo possono raccogliere. Sì, assolutamente. Diciamo che 2 anni fa, perché ormai si parla di 2 anni fa, il primo impatto è stato un po' triste, nel senso che la paura del contagio è stata forte. Poi, superato questo primo momento, i donatori hanno continuato a donare. È ovvio che la paura c'è in tutti noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, però il dono non è mai venuto meno e i volontari ci sono assolutamente. Abbiamo appunto, io vedo con difficoltà anche i nostri centri trasfusionali, i nostri primari dei centri trasfusionali stanno facendo anche loro salti mortali per garantire quegli orari aperti. Chiaro è che in questo momento nelle varie realtà anche venete ci sono delle chiusure dovute alla mancanza di medici, e questo penalizza un po' la donazione. In questo Quali momento centri hanno chiuso, Wanda? Quali centri hanno chiuso? Allora, ci sono dei centri che chiudono magari a giorni alterni, per esempio, ma un po' in tutte le province venete, non voglio fare un distinguo in questo senso, però lo sappiamo che stanno chiudendo sia Treviso che Padova, Venezia, in tutte le province si stanno chiudendo a giorni alterni in maniera tale di garantire perlomeno in quei giorni la presenza di un medico. È ovvio che se mancano i medici c'è la difficoltà ovviamente per donare, stiamo chiedendo veramente con forza, compatibilmente, stiamo cercando anche di trovare delle soluzioni insieme con la sanità veneta, e speriamo che magari queste cose riusciamo anche a farli riaprire o con orari consoni per la donazione, è questo che stiamo chiedendo. Quali sarebbero secondo lei allora gli orari consoni, cioè quelli per riuscire a stare dietro anche alla domanda? Allora, io principalmente il donatore preferisce sempre la domenica, il sabato e la domenica ovviamente, perché in questo periodo, in questi 2 anni, che anche la mancanza del lavoro sta diventando ancora una problematica importante per i donatori. Ovviamente il sabato e la domenica sono giorni che solitamente non si lavora, si ha più possibilità di andare appunto anche a donare, dedicarsi a questo volontariato per cui abbiamo scelto di fare. Poi ci sono magari approfittare anche di allungare i tempi di una giornata di donazione in modo tale da dare la possibilità con lo stesso medici di fare più ore in maniera di allungare un po' l'orario della giornata per poter donare, magari portarla verso mezzogiorno in maniera tale che uno si assenta dal lavoro
poche ore possa continuare a donare, e con gli stessi medici, visto che c'è la mancanza, di poter comunque dare una continuità nella giornata. Senta, lei riesce a darci qualche numero delle donazioni, qualche dato per far capire l'importanza, no, di quello che Avis fa? Allora, se consideriamo che giornalmente quelle malattie che ho appena menzionato, ne ho menzionate due, che è la talassemia e l'emofilia, necessitano giornalmente di 8.000 sacche al giorno, di conseguenza lei capisce benissimo che dobbiamo comunque garantire questo sangue, perché non è che si possa fabbricare il sangue. Io solitamente non adopero la parola fabbricare, perché il sangue si dona e assolutamente si trova. Magari qualcuno pensa che si trova e non si domanda neanche perché si trova il sangue, ma è perché qualcuno lo dona e lo doniamo assolutamente noi, dobbiamo essere noi. Chiaro che se noi confrontiamo con l'anno 2020 e il 2021 siamo in aumento rispetto al 2020, ma sono anni un po' difficili da mettere a confronto. Comunque rispetto all'anno 2020 siamo in aumento rispetto appunto come donazioni, lo siamo anche rispetto anche alla plasmaferesi che sappiamo bene che si fanno gli emoderivati, perché solo il sangue che si trasfonde, però ci sono anche gli emoderivati che salvano le vite e necessitano le nostre aziende sanitarie, nelle nostre sale per guarire gli ammalati, insomma. Senta Wanda, sgomberiamo il campo dalle notizie false. Si devono fare esami in più oggi con il Covid per diventare donatore? Assolutamente no, c'è praticamente, per diventare donatore bisogna avere appunto 18 anni, aver compiuto 18 anni, pesare almeno 50 kg. Si va nei centri trasfusionali o nelle attività di raccolta associative, si fa una visita, si compila un modulo dove ci sono diverse domande, si fa una visita medica, si fa l'esame del sangue, si fa un prelievo, successivamente dopo 30-35 giorni, in questo momento un po' anche di più perché la mancanza di medici comporta anche questo rallentamento per dare l'idoneità a donare, si diventa donatori. Esami come sempre c'è questa procedura e ovviamente è mantenuta perché non c'è nessun pericolo per il Covid. Bravissima, io ci tenevo insomma un po' che emergesse anche questo, perché il Covid sta creando nuove paure, poi ovviamente tantissime notizie false che purtroppo circolano sui social network. Giornata internazionale del volontariato, Wanda, lei ha detto, io voglio ringraziare i nostri volontari che non ci hanno mai lasciato. Quanti giovani fanno parte di questo mondo di volontari? Allora, se noi consideriamo a livello Veneto, noi abbiamo praticamente i giovani dai 18 ai 25 anni che sono circa il 13% di tutti i nostri donatori, dei 136.000 appunto che accennavo prima. I giovani ci sono assolutamente, vengono a donare e questa è una cosa bellissima che noi abbiamo, sono molto coinvolti. Diciamo che sui 18 anni sono prima le donne a rispondere, ma per ovvi anche motivi, la sensibilità un po' diversa rispetto magari all'uomo, però i giovani ci sono e io di questo vado fiera. Fra l'altro adesso a livello regionale c'è un gruppo di giovani che si sono messi assieme per far promuovere anche questo nostro dono ed è importante farlo e che il messaggio verso i giovani sia fatto dai giovani, questa è un'altra cosa indispensabile secondo me, secondo noi, insomma, ecco. Esatto, che i giovani devono poter parlare ai giovani. Wanda, grazie. Vuole lanciare un ringraziamento a tutti i suoi volontari proprio per la giornata internazionale del volontariato qui così pubblicamente con noi? Assolutamente sì, e anzi vi ringrazio per l'opportunità che mi date. Un grazie veramente di cuore a tutti i donatori, a tutti i volontari, a tutti quelli che si occupano di chi sta male e di chi ha bisogno di noi. Grazie di cuore, grazie e buongiorno a tutti. Grazie a lei Wanda Pradal, grazie per essere stata in nostra compagnia, buona domenica, arrivederci. Allora noi ora apriamo una piccola parentesi perché è ufficialmente aperta la stagione sciistica, anche qui sapete che per sciare ovviamente non serve il Green Pass, nemmeno per prendere la seggiovia, quindi stare all'aperto, ma invece per prendere funivie e per frequentare i posti al chiuso serve invece il Green Pass. Stagione sciistica partita, abbiamo sentito l'assessore al turismo della regione del Veneto Federico Canere e poi siamo andati anche a Gaglio a vedere come sta andando.
Il D-Day della montagna è arrivato dopo 22 mesi di chiusura. Oggi ha aperto la maggior parte degli impianti di risalita. La neve naturale c'è, il freddo pure, giusto in tempo per la prima sciata di una stagione sulla quale pesa l'incubo dell'andamento della pandemia. Nel comprensorio Dolomiti Superski 300 impianti aperti su 450. Primo test di verifica delle nuove regole e dei nuovi sistemi di controllo. Distanziamento di 1 metro mentre si è in coda all'impianto, mascherina chirurgica obbligatoria e per gli impianti chiusi, cabinovie, funivie, seggiovie coperte, obbligo di Green Pass basico per tutti gli over 12. La verifica verrà effettuata con una nuova app. Un'applicazione che permette di matchare il Green Pass allo Ski Pass con una novità. Lo Ski Pass è diventato nominativo, quindi funge da carta d'identità e attraverso l'abilitazione giornaliera che noi richiederemo al cliente noi verifichiamo non solo la validità del Green Pass, ma anche la corrispondenza di nome, cognome e data di nascita presenti sullo Ski Pass con quelli presenti sul Green Pass. Quindi è un vero e proprio controllo fisico, però tramutato in questo caso in fase digitale grazie a questo servizio. Queste le regole per i territori in zona bianca e gialla. Per le eventuali zone arancioni o rosse, il protocollo prevede che qualora venga concessa l'apertura degli impianti verranno concordate delle misure restrittive attraverso un confronto con le regioni e le categorie. Ma il Ponte dell'Immacolata, per quanto nell'incertezza dell'andamento dei contagi, rappresenta un primo test non solo per la montagna. Al momento, ad oggi, le persone si stanno muovendo con le precauzioni del caso, ma si stanno muovendo non soltanto in montagna ma anche nelle altre aree turistiche. Per quanto riguarda le città d'arte, il ponte dell'Immacolata è sicuramente un momento sensibile perché sono previste parecchie persone che si muoveranno. Certo, se i contagi continuano ad aumentare, per fine mese ovviamente qualche disdetta arriverà. Per il momento però non è ancora così. La neve c'è, come potete vedere, il freddo c'è, come possiamo sentire, e tutto è pronto per la stagione sciistica anche nell'altopiano dei 7 comuni. Qui alle Melette la situazione è perfetta per l'inizio di un'annata, di una stagione che deve segnare la ripresa di tutto l'altopiano. Noi ci stiamo attrezzando, ci stiamo preparando già per l'8 di dicembre per una apertura in grande stile, con la speranza appunto che questo sport che si fa all'aperto, e lo diciamo ancora una volta, all'aperto senza alcun rischio, veda una propria luce e non ancora una volta una chiusura totale. I turisti si sono fatti vivi assieme ai primi fiocchi e le aspettative per i prossimi giorni sono davvero importanti in altopiano. L'affluenza che ci aspettiamo sicuramente è importante perché l'abbiamo già vista in questi ultimi weekend sull'altopiano, con la neve poi che è arrivata, che si è fatta vedere. Questa dama bianca ha sicuramente attirato ancora una volta molti turisti, soprattutto vicentini e veneti, quindi ci aspettiamo veramente un afflusso importante, un afflusso che però, ripeto, deve avere la consapevolezza e la responsabilità di rispettare le norme anti-Covid, di indossare la mascherina per poter far sì che poi possiamo godere dell'inverno a Gaglio, sull'altopiano, e quindi poter gioire e ritornare a vivere un po' più normalmente. Resta il timore che tutto ciò possa sciogliersi come neve al sole di fronte a un improvviso inasprimento delle norme per contenere l'emergenza. Non rivedere le sorprese dell'anno scorso e di rivivere le sorprese in senso negativo chiaramente dell'anno scorso, dove purtroppo i nostri impianti di risalita e lo sci da fondo e lo sci alpino in qualche modo sono stati privati a tutti i nostri turisti e non solo a loro ma anche ai nostri concittadini. Eccoci, allora vi dobbiamo dare una notizia di cronaca che ci porta nel Vicentino. Siamo a Lonigo, ve la facciamo vedere perché è appena pubblicata dal Gazzettino. Si tratta di un incendio divampato in casa, nonna e 2 nipoti, 2 piccoli intossicati. Pensate che l'incendio è divampato da un mobile che si trovava nel salotto e fortunatamente sopra questo mobile c'era un acquario che ovviamente l'incendio è esploso e l'acqua dell'acquario è riuscita a spegnere le fiamme. Sono arrivati i vigili del fuoco, però appunto
nonna e piccoli sono stati intossicati dal fumo, ma ovviamente non sono in pericolo di vita, e siamo in via Bagnoli a Lonigo. Tra pochissimo ci collegheremo via Skype con il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi per avere degli aggiornamenti in merito agli atti di vandalismo che si sono verificati alla sede del centro vaccinale di Villorba ieri, e poi faremo anche il punto sul Covid. Ma io adesso vi presento i nostri prossimi ospiti. Apriamo una bella pagina dedicata al turismo, perché in qualche modo i comuni stanno cercando di ripartire nonostante ovviamente le restrizioni, come avete sentito prima nel servizio che arriva da Gaglio. Allora io vi presento Luca Zanta, vice sindaco di Follina, assessore al turismo. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti quanti, grazie dell'invito. E poi abbiamo Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene. Buongiorno sindaco. Ecco, allora avete sentito, siamo proprio nel cuore delle colline UNESCO. Io partirei con le immagini di quello che è accaduto ieri a Follina. C'è stata l'inaugurazione della rassegna colori d'inverno, i mercatini di Natale, particolarmente partecipata anche poi insomma molti politici. È arrivato il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca, c'era il sindaco finalmente uscito dopo vari giorni di positività da Covid, che ha lanciato anche il suo messaggio alla vaccinazione. C'erano diversi onorevoli, diversi sindaci, e in qualche modo con questo mercatino anche Follina riparte, no? Si cerca di vivere il Natale nel migliore dei modi. Allora, assessore, voi avete fatto tanto insieme al Comitato Festeggiamenti Farrò, è un obiettivo centrato quello di riuscire a far partire questi mercatini, perché non era così scontato, no? E fanno paura anche le possibili nuove restrizioni. Sì, finalmente fino all'ultimo siamo stati attenti a quella che era l'evoluzione dei contagi e siamo stati sempre in contatto col comitato e anche con l'ULSS. Fortunatamente si è potuto farlo sempre nel rispetto delle normative, e quindi con mascherina e Green Pass, e alla fine siamo veramente felici di essere partiti e di aver fatto questo mercatino anche se in forma ridotta per salvaguardare chi comunque veniva a vedere gli espositori. Senta, il mercatino è uno dei tanti tasselli, no? Allora Follina, come peraltro Valdobbiadene, adesso ne parleremo, e molti altri comuni, all'interno del grande cartellone benedetto dall'UNESCO devono partire e devono far valere la loro valenza turistica, no? Voi state partendo con una guida della Lonely Planet e avete vinto da pochissimo, è proprio una notizia, il riconoscimento, e siete diventati bandiera arancione. Sì. Cosa vuol dire? È il coronamento di un lavoro iniziato diversi anni fa. Infatti quando noi siamo entrati a Follina ancora nel 2014 di turismo non se ne parlava, quindi ci siamo dati degli obiettivi, li abbiamo raggiunti, quindi borghi più belli d'Italia, un città slow, e proprio ieri abbiamo esposto la bandiera arancione del Touring Club italiano. È un orgoglio che nasce dal lavoro, da sacrifici, ma soprattutto dai volontari, perché bisogna ricordarlo, sono loro la macchina che poi organizza eventi e che porta comunque attrattive per i turisti e poi anche per quelli che sono i commercianti e gli esercenti delle attività. Deve un po' cambiare, no, l'idea del turismo, cioè un turista arriva a Follina, a Valdobbiadene, nei comuni insomma del nostro territorio, arriva e deve riuscire a fare un'esperienza a 360 gradi, quindi voi state lavorando sotto vari punti di vista, no? Quindi naturalistico, visite guidate all'abbazia, diventa tutto importante, ma poi il territorio è in grado di ospitare questi turisti? Ma diciamo proprio, fai un collegamento perfetto, perché i motivi per cui ci è stata assegnata la bandiera arancione sono l'enogastronomia, sono i percorsi turistici, la cultura, la storia con la nostra abbazia del 1200. Ciò dove siamo carenti e dove dobbiamo lavorare è proprio la ricettività, quindi abbiamo bisogno di nuovi alberghi, ristoranti, ma soprattutto di riqualificare quelli che sono poi i casali antichi, quelle case proprio vecchie che sono amate dai turisti e che vogliono riscoprire proprio le tradizioni in questi edifici. Quindi riuscire insomma a diventare territorio attrattivo, ma anche territorio capace poi di accogliere i turisti anche dal punto di vista dei pernottamenti. Valdobbiadene, sindaco, allora anche qui nel cuore delle colline dell'UNESCO, come si riesce, come fa un primo cittadino a unire, no, questo potenziale enorme e poi di fatto realizzarlo? Intanto credo di poter condividere con l'amico Luca e con l'amministrazione di Follina
il privilegio di poter amministrare dei comuni che nonostante le difficoltà che tutti i comuni vivono in questi ultimi anni hanno una prospettiva di crescita, e quindi poter confrontarci con i nostri concittadini, con le attività economiche e produttive, commerciali del nostro territorio, guardando al futuro in una chiave propositiva e costruttiva, è sicuramente un privilegio. Il compito degli amministratori è saper coordinare a livello locale le varie iniziative e metterle in rete. Lo stiamo già facendo da diversi anni in vari ambiti, non solo turistico ma anche urbanistico, edilizio, agricolo. Insomma, lavorare in rete è fondamentale, in questo l'associazione per le colline di Conegliano Valdobbiadene, UNESCO, deve essere un catalizzatore. Questo è il ruolo, no? Questo assolutamente è il ruolo. Sì. A noi amministrazioni locali non manca assolutamente l'iniziativa e siamo tanti comuni che lo dimostrano quotidianamente. Certo che le principali vanno coordinate. Valdobbiadene bandiera azzurra. Siamo bandiera azzurra dal 2018. Cosa vuol dire? È un riconoscimento della FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera. Allora eravamo solo 8 città in Italia, erano tutte grandi città tipo Roma, insomma spiccava Valdobbiadene. Riconoscimento dato come città della corsa del cammino per la promozione dei corretti stili di vita sia nell'alimentazione ma soprattutto nel cammino, nell'attività sportiva a cielo aperto. È chiaro che le nostre colline insomma, sono assolutamente vocate per un'attività a cielo aperto che non è necessariamente solo agonistica ma è ricreativa e comunque salutare. Allora, Valdobbiadene non è solo Prosecco ovviamente, no? Proviamo a fare un paragone con la Toscana e con il Chianti. Mi vengono in mente tutti i comuni che gravitano attorno ai territori del Chianti, Grave in Chianti, Castellina in Chianti, che hanno un afflusso delle presenze turistiche incredibili. Come facciamo ad arrivare ai livelli della Valle del Chianti, ai livelli della Toscana? Tanto lavoro, tanta comunicazione e l'aspetto principale è la sinergia che dobbiamo fare noi comuni e come diceva Luciano Fregonese è fondamentale l'apporto che ci darà l'associazione delle colline del Prosecco Patrimonio UNESCO, perché le amministrazioni passano, gli obiettivi poi cambiano e c'è bisogno di un filo conduttore, quindi abbiamo delle potenzialità tra le mani incredibile, dobbiamo saperlo sfruttare e serve qualcuno che faccia da regia, anche a volte imponendosi. Non è facile perché, come dicevo prima, ci sono tante correnti, però le possibilità ci sono e bisogna puntare su questo. Una cosa interessante, ad esempio, che diceva l'assessore Caner era dobbiamo puntare alla destagionalizzazione del turismo, cioè non immaginare che si venga a Valdobbiadene o a Follina soltanto perché è Natale, ci sono i mercatini, ma anche ad ottobre, novembre, cioè, e allora qui come si fa? Cioè nel concreto, secondo lei? Allora, è un processo che in realtà è già partito da alcuni anni, la destagionalizzazione, dovuta al fatto che, ma qui sono d'accordo assolutamente con Luca che abbiamo ancora molto da lavorare, dovuto al fatto che nella comunicazione si è sempre più spinto a non limitarci alla promozione del Conegliano Valdobbiadene, ma al mostrare proprio, sfruttando anche il traino ovviamente che Conegliano Valdobbiadene ci può dare, mostrando le altre bellezze storico-culturali, lei dice non solo Prosecco, troppo Prosecco, abbiamo puntato troppo sul Prosecco? No, assolutamente no, perché se oggi siamo qui è anche grazie a questo, e avere il privilegio di poter avere un traino mondiale assolutamente non ha prezzo. Quando noi facciamo a livello locale la promozione, ma soprattutto a livello sovraordinato una promozione dei nostri territori, abbiamo dei canali preferenziali che altri non hanno, quindi faceva prima l'esempio della Toscana, noi possiamo raggiungere e superare velocemente la Toscana proprio perché abbiamo dei canali. Chiaro che quando utilizziamo questi canali che se da un lato ci danno tanta visibilità, dall'altro ci responsabilizzano enormemente perché un piccolo errore fatto da uno di noi diventa un errore su scala mondiale. Quindi dobbiamo continuare a essere sempre autentici, mostrarci per le bellezze che abbiamo, ma senza raccontare storie che non sono vere, e quando lo facciamo sappiamo sorprendere, perché
perché abbiamo la montagna, abbiamo il Piave, abbiamo le bellezze culturali, l'abbazia di Follina, ma non solo, abbiamo storia e cultura in tutti i nostri comuni, quindi questo porta alla destagionalizzazione. È un percorso che in realtà abbiamo già visto negli ultimi anni accadere. Oggi a Valdobbiadene abbiamo un turismo sui 10 mesi all'anno. È chiaro che primavera, inizio estate è il clou, ma in realtà noi abbiamo presenze turistiche 10 mesi all'anno che arrivano da tutto il mondo, e questo è assolutamente bene. Ci sono poi certi eventi che aiutano a destagionalizzare, insomma, le attività natalizie, ma anche alcuni eventi sportivi che avvengono ogni anno sul nostro territorio. Penso al Giro d'Italia, che è una tappa... Un grandissimo traino, sì. Assolutamente sì, perché poi porta appassionati dello sport anche in altri mesi, in altre stagioni, quindi siamo sulla strada giusta. Anche qui parleremo, no, dello sport, quello del Prosecco Sport, e di quanto si sta facendo, no? Anche proprio per aprire fisicamente i sentieri, no? Delle colline. Allora io chiedo 5 minuti di stop, perché dobbiamo collegarci con il direttore generale Francesco Benazzi, che è qui con noi, quindi anche voi sindaci potete ascoltarlo. Direttore, buongiorno. Buongiorno, saluto i sindaci, l'assessore, il sindaco, e buongiorno a tutti. Sì. Ha visto, noi stiamo parlando di iniziative e stiamo anche raccontando come i sindaci si prendono la responsabilità di organizzare delle iniziative natalizie, cercando di garantire il rispetto delle regole, delle norme. Ad esempio anche a Follina c'è il mercatino di Natale, ma casette distanziate, Green Pass, mascherina, insomma tutto per fare in modo di continuare, no? Di lottare tutti verso la stessa direzione. C'è questo atto di vandalismo che ha davvero sconvolto tutti, che c'è stato ieri pomeriggio al centro vaccinale di Villorba. Intanto, che cosa sappiamo, e soprattutto l'ULSS ha fatto denuncia? Guardi, allora l'atto di vandalismo è successo mercoledì scorso, ovviamente si presuppone tra le 18 e le 19 di sera. La persona che è entrata ha sostanzialmente divelto le doccine di tutti i 4 bagni e anche i tubi di collegamento. Poi si è accanita nel 4° bagno, perché ha rivolto anche, oltre a rompere le doccine, a rompere altre cose, ha rivolto la doccina stessa con l'acqua calda verso il controsoffitto, creando ovviamente facendo imbibire il controsoffitto e facendo crollare lo stesso. Devo dire la verità che i nostri tecnici sono intervenuti subito, e nel giro di poche ore a parte il controsoffitto, che ovviamente è rimasto così del 4° bagno, però senza problemi per chi deve usufruire dello stesso, hanno risistemato le cose, quindi si è tornati all'ordinarietà. È chiaro che questi episodi sono veramente pesanti, perché i bagni servono, noi vacciniamo 3.000-3.500 persone al giorno, quindi tra questi anche anziani che hanno bisogno del bagno. Rompere i bagni e portarli fuori uso è un danno poi che si fa a tutta la comunità. Metteremo lunedì questo, con i nostri tecnici, metteremo una telecamera rivolta verso l'entrata dei bagni, in modo tale da vedere se qualcuno vuole ripetere questo tentativo così di vandalismo puro. Lei ha parlato al singolare, direttore? Sì, ma no perché sappia o penso che sia una persona. Ho parlato al singolare perché non sapendo se è una persona o 2 persone, però immagino insomma che un'opera di questo tipo possa essere fatta da 1 o 2 persone, non lo sappiamo. Per noi sono ignoti, ecco, chiaramente sono ignoti. È stata presentata denuncia contro ignoti dunque? Non abbiamo ancora presentato denuncia, mi sono sentito col prefetto anche stamattina, che ha letto dai giornali la cosa. Noi pensavamo già per conto nostro di mettere una telecamera ed evitare, ecco, di fare denunce, anche perché sono denunce contro ignoti, però se serve esporremo la cosa e faremo una denuncia scritta all'autorità, chiaramente. Senta direttore, facciamo il punto sulla situazione nella Marca. Abbiamo letto che ci sono diversi focolai anche all'interno delle aziende e continuano purtroppo i focolai all'interno delle scuole. Sì, stiamo ancora aumentando ovviamente come è chiaro sia
avendo oltre 420 scuole, cioè classi che sono tra quarantena e monitoraggio, abbiamo 5-6 aziende che sono state monitorate perché hanno avuto delle positività, comunque non del medesimo territorio. Siamo giunti a 410 positivi su 100.000 abitanti e quindi è chiaro che l'attenzione deve essere molto importante, però in questa battaglia al virus, e ringrazio, abbiamo sempre al nostro fianco i sindaci e gli assessori che ci danno una mano per ovviamente spingere perché la gente soprattutto utilizzi la mascherina, perché è fondamentale. La vaccinazione è la cosa primaria, la mascherina è la cosa secondaria che ci preserva dalla diffusione del virus. Ad oggi non è obbligatoria, lo diventerà se passeremo in zona gialla. Lei piacerebbe che fosse ripristinata la mascherina obbligatoria anche all'aperto? Guardi, a me non piace di per sé il concetto di avere una limitazione, però devo dire che la mascherina ha una doppia funzione. La prima di preservarci da tutti i virus, quindi anche dai virus respiratori che non sono il Covid, che quindi può essere l'influenza come il rinovirus, perché abbiamo visto che nel momento in cui usavamo all'esterno la mascherina non abbiamo né picco influenzale né rinovirus. E poi perché purtroppo quando ci sono gli assembramenti, e ci possono essere, perché quando uno passa in una strada stretta durante il periodo natalizio, quando uno va ai mercatini, quando uno frequenta gli ambienti in piazza dove c'è più gente, chiaramente là bisognerebbe mettere la mascherina. Siccome è difficile, se non viene utilizzata costantemente anche all'aperto, credo che possa essere una soluzione importante. Due ultimi temi. Allora, c'è un record oggi in Veneto per quanto riguarda le prime dosi, è un record che si può testimoniare, raccontare anche per quanto riguarda la provincia di Treviso? Sì, noi il nostro record vorremmo portarlo, alzare ancora l'asticella. Oggi abbiamo fatto 8.012 vaccinazioni. Quello che è importante è che abbiamo fatto oltre 6.657 seconde dosi, 713 prime dosi. Ciò significa che ogni giorno si implementa sempre di più. Eravamo partiti a 200, oggi siamo a 700. Mi auguro che supereremo i 1.000, vuol dire che tanta gente si sta convincendo a vaccinarsi, sia per il Green Pass rafforzato, sia però sta di fatto che le persone che erano un po' restie oggi si stanno vaccinando anche con la prima dose. Noi l'asticella l'abbiamo posta a 9.000, 9.100, quindi dobbiamo aumentare di ulteriori 1.000 vaccinazioni al giorno. Lo faremo aprendo un centro, stiamo valutando dove, nel Coneglianese, che è l'area dove appunto c'è ancora bisogno di potenziare. Portando quel centro a oltre 1.000 vaccinazioni supereremo i 9.000, che è il target che ci siamo dati. Ultimo tema, direttore, l'altro punto dolente un po' sono le tempistiche della refertazione dei tamponi molecolari, no? Oggi c'è un articolo sulla stampa locale dove appunto si parlava di questo, dai 3 ai 4 giorni per avere un referto dei tamponi. Allora, i militari che arriveranno da Roma, quelli di Figliuolo, che faranno i tamponi, aiuteranno anche nella refertazione? Guardi, allora, i militari che arrivano dal generale Figliuolo all'oggi arrivano il 9 dicembre, per noi sono 6 medici, 3 assistenti sanitari e 3 infermieri, quindi una goccia nel mare, come si suol dire, certo. Ecco perché noi stiamo mettendo in campo più di 150 persone solo per 3 tamponi e solo il contact tracing, il contatto dei positivi, come vedete, avendone 400, 500, 600 al giorno è difficile, e quando eravamo nel massimo picco ne avevamo 70, stiamo formando, noi da lunedì avremo 90 persone che fanno il tracciamento, perché noi come minimo ogni giorno dobbiamo tracciare tra i 1.100 e 1.500 persone, perché avendo 500-600 positivi questo è il ritmo, per cui voglio dire sono proprio una goccia nel mare. Contemporaneamente abbiamo anche i tamponi da fare, apriremo il Melody martedì proprio per decantare la pressione che c'è ovviamente su Ormelle, che è importante, però lo stiamo facendo con le nostre risorse, con l'aiuto dei nostri operatori che dopo quasi 2 anni stanno tirando ancora e continueranno ovviamente a tirare, perché sappiamo che è fondamentale uscire da questa situazione, e si esce solo col vaccino e utilizzando le mascherine e tracciando per isolare. Il numero elevato di positivi, lo dico perché noi tracciamo tanto, ecco, e tracciando tanto chiaramente isoliamo tanto e troviamo ovviamente tanti positivi, che però molti sono positivi asintomatici, cioè senza sintomi.
Grazie direttore, grazie per essere a voi, stato in nostra compagnia sindaco e anche. l'assessore e buona giornata a tutti voi. Arrivederci, Grazie. buona domenica. Francesco Grazie. Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2. Allora noi andiamo in pubblicità e poi torniamo con i nostri ospiti, il vice sindaco di Follina, il sindaco di Valdobbiadene, per continuare a parlare di come fare turismo anche in un momento difficile come questo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Perturbazione in transito sull'Italia, tempo spiccatamente instabile nella giornata di domenica 5 dicembre. Vediamo la situazione con l'aiuto della grafica. Sul Veneto al mattino sarà in prevalenza nuvoloso, probabilità alta di precipitazioni sparse. Nel corso del pomeriggio poi tendenza ad esaurimento dei fenomeni un po' dappertutto e col passare delle ore nuvolosità più irregolare con la comparsa di occasionali schiarite. Temperature stazionarie minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 4-8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un tempo che sarà decisamente variabile, lo vedete, piogge diffuse, anche in questo caso andrà meglio con qualche parentesi soleggiata a seguire. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 5-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà qui più stabile sin dal mattino, prevale infatti il sole. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. 13:18, buongiorno, ben ritrovati, ancora buona domenica a tutti voi. Allora siamo partiti dal debutto di domani del Super Green Pass, cercando di capire con l'assessore regionale Marcato che cosa cambierà, qual è stato e quale potrebbe essere l'impatto anche sulle attività economiche. Abbiamo appena fatto il punto sui contagi, sulla situazione con il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, e poi abbiamo aperto questa bella pagina legata al turismo con il vice sindaco del comune di Follina, ancora Luca Zanta, buongiorno, e con il sindaco invece di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, buongiorno anche a lei. Allora, insieme si discuteva dietro le quinte quanto importante è la riqualificazione urbanistica di un comune, anche proprio per avallare, no, questi processi di promozione del territorio e di nuovo turismo che in qualche modo stiamo cercando di spingere anche attraverso l'associazione Colline UNESCO. Allora, come riqualificazione, ad esempio Follina, che cosa state facendo? Noi stiamo facendo il progetto della nuova piazza che già da tempo l'abbiamo messo proprio nel nostro programma elettorale, per cui siamo anche stati votati proprio per fare quest'opera. Noi partiamo già da una riqualificazione del vecchio comune, per cui abbiamo avuto un nuovo nel 2019, 2018 abbiamo inaugurato un nuovo comune, quindi abbiamo riqualificato un vecchio lanificio che stava andando in decadimento e adesso il nostro obiettivo è quello di sistemare la piazza, quindi piazza 4 novembre. Già a dicembre dovremo già avere il progetto definitivo. Abbiamo fatto un incontro con la popolazione e l'abbiamo un attimo spiegata. Cambierà la faccia di Follina, perché attualmente a Follina quello che manca è una piazza degna della storia, che poi è il centro di aggregazione, certo, no, di un comune. che poi è dove facciamo i mercatini, dove facciamo diverse manifestazioni, quindi anche è una modalità per mettere poi anche in sicurezza le varie manifestazioni che si possono fare. Una piazza che andrà a comporsi perfettamente con quello che è il contesto dell'abbazia del 1200 con Palazzo Barberis e tutti i palazzi storici tipici di Follina. Quindi questa è l'opera più importante, è un'opera anche abbastanza onerosa e impegnativa. Valdobbiadene? Anche noi abbiamo posto l'attenzione su piazza Marconi, Valdobbiadene. Proprio martedì sera 7 di dicembre la riapriremo, riqualificata, pedonalizzata. Un processo molto interessante, durato più di 3 anni di partecipazione pubblica, partecipazione di qualsiasi genere possibile, che peraltro ci ha visti anche
premiati da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti nel 2019. E poi abbiamo dato seguito a un concorso di progettazione innovativo, sempre attraverso il Consiglio Nazionale degli Architetti, che ha portato appunto all'individuazione di dei professionisti peraltro eccezionali, che ringrazio, Molteni e Colombo, due ragazzi che hanno saputo leggere e interpretare Piazza Marconi come centro cittadino di aggregazione. Quindi completeremo nei prossimi 3 giorni. Perché anche il grande tema è una riqualificazione urbanistica, ma nel rispetto della natura, della storia, no? Del comune. Assolutamente sì, infatti il progetto, i lavori di Piazza Marconi sono una pulizia di quello che era una rotatoria. Purtroppo Piazza Marconi era una rotatoria stradale, peraltro provinciale, e ci siamo riappropriati della proprietà comunale, l'abbiamo pedonalizzata. Contestualmente abbiamo anche realizzato nuovi parcheggi nell'intorno della piazza, con dei percorsi pedonali, marciapiedi ampi, con dei plateatici ampi, perché dobbiamo riappropriarci degli spazi pubblici a piedi, in bicicletta, con le famiglie, quando prima eravamo abituati a spazi pubblici occupati da viabilità o da parcheggi che rendevano i nostri centri meno vivibili. Anche questo, no, significa un po' cambiare il volto di un comune in un'ottica anche turistica, no? Quindi un posto deve essere vivibile, ma deve anche essere bello per gli occhi. E poi c'è tutto il tema dell'artigianato, no? Anche su questo state cercando di lavorare. Sì, noi Follina è famosa per la lana, quindi lo storico lanificio Paoletti, per la seta, la serica, quindi abbiamo una storia che nasce proprio dal 1700 di questi due prodotti. Famosa è la secolare sagra di Pentecoste, che l'anno prossimo partirà in grande con la via della lana, quindi manifestazione legata alla lana e alla seta, e l'obiettivo è quello proprio anche di andare a cercare di promuovere dei negozi che vendano questi prodotti tipici, quindi far sì che i turisti, quando vengono a Follina, possano acquistare e portarsi a casa questo materiale pregiato. Quindi l'esperienza turistica deve essere un'esperienza a 360 gradi, quindi vivere la natura, poi faremo anche un passaggio sullo sport, no? Come stavamo dicendo, vivere la natura con la creazione di percorsi ad hoc, ma anche permettere alle persone di portare a casa qualcosa, no? E quindi portare a casa significa anche raccontare agli altri, ed è il famoso passaparola di cui probabilmente il nostro territorio ha bisogno. I percorsi di Valdobbiadene se ne creeranno ancora, ci sono delle mappe, ci sono degli itinerari turistici? Allora, anche per questo stiamo lavorando in rete da diversi anni attraverso gli IAT, gli uffici informazione e accoglienza turistica, che con Valdobbiadene e Follina, insomma tutto il territorio. Gli IAT sono presenti a Valdobbiadene, Conegliano, Vittorio Veneto, ma poi abbiamo in tutti i comuni degli infopoint, quindi una rete che ci ha permesso in questi anni anche di andare a rimappare i percorsi. Più recentemente, attraverso l'associazione UNESCO, ne sono stati individuati alcuni di specifici, oltre al cammino UNESCO, anche specifici per ogni comune, più attinenti al tema UNESCO, ma abbiamo anche sentieri CAI specifici per chi fa attività più impegnativa. Abbiamo sentieri enogastronomici, abbiamo sentieri culturali. Nella pianificazione territoriale di Valdobbiadene che abbiamo fatto nel 2015 avevamo individuato all'interno proprio della pianificazione urbanistica comunale una serie di percorsi come strumenti per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo attraverso un'esperienza autentica che si può avere dal fiume Piave al Monte Cesena, attraverso le colline, attraverso i nostri borghi, perché questo noi dobbiamo dare al turista, una esperienza emozionale autentica che fa sì che quando poi tornerà a casa ne parlerà con i suoi amici, che vorrà ovviamente tornare, ma soprattutto che associerà
ai nostri prodotti enogastronomici proprio l'autenticità, la genuinità delle nostre persone che vivono e lavorano sul nostro territorio, e questo ha una strettissima attinenza con l'artigianato e col commercio locale. Infatti il tema dell'autenticità è un tema importante, no? Perché nello spingere anche dal punto di vista turistico un territorio si rischia a volte di snaturarlo, di perdere la propria identità. Ad esempio in questo caso Follina ha una storia che è comunque legata molto alla sua abbazia cistercense, quindi insomma voi in questi giorni ad esempio state promuovendo dei percorsi anche all'interno dell'abbazia e diventa comunque un punto di forza anche il turismo spirituale. No? Che insomma nel nostro Veneto è molto forte, tra l'altro. Certo, guardi, il turismo spirituale o religioso comunque a Follina è molto sentito, abbiamo corriere, non dico tutti i giorni ma quasi, poi l'abbazia è stata riqualificata dal punto di vista ricettivo e permette comunque anche di avere dei posti letto per queste persone, ma non solo l'abbazia, cioè noi dobbiamo regalare emozioni a quelle che sono i turisti che vengono da noi, le emozioni le regali con l'autenticità, come diceva Luciano, quindi dando quelle cose semplici, non dobbiamo inventarci nulla se non promuovere quello che già facciamo. Un esempio su tutti sono i nostri sentieri. L'anno scorso abbiamo rifatto, grazie all'associazione di volontariato, rivisto i sentieri, li abbiamo tabellati, abbiamo creato una cartina turistica che dava, oltre a promuovere tutti i sentieri, anche 12 possibilità di trekking e 10 per mountain bike. Dal giorno dopo c'è stato un boom di turisti tra i nostri sentieri, quindi una riscoperta di quelli che erano sentieri già praticati nel tempo. Quanto è stato difficile, lo chiedo ad entrambi prima di chiudere, quanto questo Covid ha stravolto, no, l'attività delle vostre amministrazioni comunali che da un lato, no, vogliono guardare avanti, dall'altro devono gestire un'emergenza che è qui e ora? Certamente sono stati quasi 2 anni impegnativi, però ecco, grazie per questa domanda, perché mi permette di ringraziare la struttura comunale, gli uffici del comune, gli assessori. Credo che il messaggio che i comuni italiani, tutta Italia, hanno saputo dare in questi 2 anni è un forte messaggio di voglia di esserci, voglia di essere interlocutori con i cittadini per qualsiasi problema essi avessero e saper dare le risposte giuste nella maniera corretta. Questo, diciamo, ci ha da un lato rallentato in altre attività, ma dall'altro lato ci ha permesso di stringere ulteriori rapporti di fiducia con i nostri cittadini. Io credo che dobbiamo trarre un grosso insegnamento da questo periodo negativo passato, perché certamente potremo solo migliorare per il futuro anche in quello che vorremmo fare, nelle sfide che vorremmo assieme alle nostre comunità affrontare nei prossimi anni. Zanta. Sì, io credo che nella sfortuna di questo periodo ha avvicinato le amministrazioni ai cittadini, perché noi a Follina il nostro sindaco girava con la macchina, con gli altoparlanti, io mi mettevo ad dettare le informazioni sui social perché non si riusciva più a capire qual era la cosa da fare. Abbiamo aiutato diverse persone che per via del Covid poi sono andate in difficoltà economica, quindi veramente io credo che nella sfortuna, ripeto, di questo periodo ha reso più vicine le amministrazioni, quindi ringrazio dal sindaco Coletta tutti i consiglieri della nostra amministrazione che tutti si sono adoperati proprio per aiutare la cittadinanza. Ci ha reso più uniti. Adesso speriamo che insomma questa unione si mantenga anche per altre idee, per altre situazioni, sperando di uscire presto da questa situazione del Covid. E davvero lo speriamo tutti, anche per poter vivere questo Natale come vorremmo. Ci sono i mercatini a Follina, ci sono eventi anche a Valdobbiadene, quindi insomma la gente ha voglia di Natale, però abbiamo anche bisogno di stare un po' attenti. Beh, l'attenzione assolutamente va data per rispetto sia per le persone più fragili, ma anche per rispetto a tutte le attività di volontariato e attività economiche che hanno cercato di rialzare la testa in questo periodo. Noi avremo l'accensione dell'albero l'8 dicembre, l'11 dicembre l'apertura del presepe in Villa dei Cedri, il 12 dicembre è una bella giornata
con un'attività che parte da Villa di Cedri e poi si svilupperà in tutto il centro di Valdobbiadene con intrattenimenti itineranti per le famiglie, insomma attività fino alla prossima Befana. Insomma abbiamo tanti comuni che stanno lavorando in questo. Io sono assolutamente convinto che i nostri concittadini sapranno vivere il Natale nella maniera corretta, perché ciascuno di noi ha una famiglia alla quale vuole bene, ha degli amici, e in ogni cosa facciamo dobbiamo ricordarci delle persone alle quali vogliamo bene. Grazie Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, grazie a Luca Zanta, vice sindaco di Follina, assessore al turismo, grazie per essere stati con noi. Lo avete visto, Follina e Valdobbiadene, tante iniziative per il Natale, con un occhio come sempre alla sicurezza. Dobbiamo uscirne presto, questo è l'importante. Grazie a voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia, buona domenica e ci vediamo questa sera 19:30, torna TG Treviso. Arrivederci. Arrivederci, buona domenica.